Bentrovati in diretta con il nostro telegiornale. Si è svolta questa mattina alla Foiba di Basovizza la cerimonia commemorativa nel giorno del ricordo delle vittime delle foibe degli esuli istriani, giuliani e dalmati. Una cerimonia per la prima volta chiusa al pubblico. Sono intervenuti il presidente della regione Fedriga, il sindaco di Trieste Di Piazza e altre autorità, e poi alcuni familiari delle vittime, i rappresentanti delle associazioni degli esuli istriani, friulani e dalmati, del Comitato per i Martiri delle Foibe, della Lega Nazionale. Sentiamo le parole allora del presidente della regione Fedriga e della senatrice Dem, Tatiana Roiz. Una giornata ovviamente oggi importante, è importante esserci e ricordare l'eccidio delle foibe. È importante anche perché vedo soprattutto in questi giorni che torna sempre fuori il rigurgito negazionista, e per questo il 10 febbraio deve anche essere testimonianza dei drammi avvenuti sul confine orientale del nostro paese, delle persone perseguitate, delle persone ammazzate dal comunismo titino, e su questo non può essere tollerato il negazionismo. È una giornata importante, una giornata che ci fa riflettere, una giornata che non dobbiamo assolutamente pensare di sfruttare per fini propagandistici, perché ci deve ricordare il rispetto che dobbiamo alle vittime. Le vittime spesso sono state innocenti e sulle loro teste si è giocata la grande storia, abbiamo pagato tutti su questa terra. Grandi passi sono stati compiuti nel ricordo condiviso, ma altri ancora ne vanno fatti. Conclude così il suo discorso sul giorno del ricordo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lo scorso luglio ha incontrato proprio alla Foiba di Basovizza il corrispettivo sloveno, Borut Pahor, deponendo insieme una corona d'alloro al monumento della Foiba Grande. Le sofferenze patite non possono essere negate. Il futuro è affidato alla capacità di evitare che il dolore si trasformi in risentimento e questo in odio, tale da impedire alle nuove generazioni di ricostruire una convivenza fatta di rispetto reciproco e di collaborazione. Sono le parole in occasione del giorno del ricordo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha espresso la solidarietà e la fraternità di tutti gli italiani ai familiari dei martiri delle foibe, ai sopravvissuti, agli esuli e ai loro discendenti. Le sofferenze, i lutti, lo sradicamento, l'esodo a cui furono costrette decine di migliaia di famiglie nell'area di confine orientale, dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, dichiara il Capo dello Stato, sono iscritti con segno indelebile nella storia della tragedia della Seconda Guerra Mondiale e delle sue conseguenze. Tanto sangue innocente bagnò quelle terre. L'orrore delle foibe colpisce le nostre coscienze. Il dolore che provocò e accompagnò l'esodo delle comunità italiane giuliano-dalmate e istriane tardò a essere fatto proprio dalla coscienza della Repubblica, aggiunge Mattarella. Prezioso è stato il contributo delle associazioni degli esuli per riportare alla luce vicende storiche oscurate o dimenticate e contribuire così a quella ricostruzione della memoria che resta condizione per affermare pienamente i valori di libertà, democrazia e pace. È da riconoscimento reciproco, sottolinea il Presidente, che riparte il dialogo e l'amicizia tra le persone e le culture. Mattarella ha quindi ricordato i passi avanti con atti formali e simbolici fatti con la Slovenia. Il passato non si cancella, ha detto il Capo dello Stato, ma è doveroso assicurare ai giovani di queste terre il diritto a un avvenire comune di pace e di prosperità, ha concluso Mattarella, ricordando la ferma determinazione di Slovenia, Croazia e Italia di realizzare una collaborazione sempre più intensa nelle zone di confine, esempio, sottolinea, di come la consapevolezza della ricchezza e della diversità delle nostre culture e identità sia determinante per superare per sempre le pagine più tragiche del passato e aprire la strada a un futuro condiviso. Si è conclusa con 3 arresti e con il sequestro di oltre 2 kg di marijuana, ma anche di 13.000 euro in contanti. Un'operazione antidroga che è stata condotta a Latisana dai finanzieri del comando provinciale di Udine, che ha portato all'arresto di 2 ristoratori del posto di 45 e 47 anni che mostravano un tenore di vita eccessivamente elevato rispetto ai redditi dichiarati. I finanzieri li hanno sorpresi mentre perfezionavano l'acquisto dei 2 kg di marijuana
marijuana recapitati a casa da uno di loro, da un terzo uomo, 41 anni, proveniente da Milano, anche lui arrestato. I 13.000 euro in contanti sarebbero serviti per pagare l'ingente quantitativo di stupefacente, una partita di droga che poi avrebbe consentito di confezionare oltre 10.000 dosi, da cui un ipotetico guadagno di circa 70.000 euro. I tre sono stati posti agli arresti domiciliari. Industriali pronti a fare la propria parte per garantire le vaccinazioni anti-Covid in azienda. Questa è la mano tesa oggi alla Regione da Confindustria Alto Adriatico durante un incontro a Pordenone alla presenza delle sigle sindacali. Dopo l'antinfluenzale e i tamponi rapidi, le fabbriche si preparano alle vaccinazioni anti-Covid e gli industriali sono pronti a fare la propria parte. Questo il tema al centro di un incontro nella sede pordenonese di Confindustria Alto Adriatico, alla presenza delle sigle sindacali e del vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi. Mettiamo a disposizione della Regione l'esperienza maturata in tutti questi mesi attraverso l'operazione dei tamponi rapidi fatti all'interno delle fabbriche. Ne abbiamo fatti più di 65.000 e li stiamo ripetendo. Abbiamo sviluppato anche l'attività per i vaccini antinfluenzali per gli over 60 e quindi assieme alla cooperativa dei medici di base, assieme alla Croce Rossa, ci siamo candidati ad aiutare la Regione, quindi la sanità pubblica. Noi ci assumeremo, come ci siamo assunti, l'onere per quanto riguarda il ristoro dei medici della cooperativa e della Croce Rossa che svilupperanno questa azione. Per quanto riguarda i vaccini vedremo se la Regione ce li mette a disposizione. Tempi e modalità tutti da definire, ma proteggere la popolazione che produce pare indispensabile anche alla Regione. Raccoglieremo le loro preoccupazioni, i loro problemi, le loro proposte e poi esamineremo se tutto questo sarà compatibile. Mi pare sicuramente una ipotesi interessante e importante perché ci consentirebbe anche di mettere in sicurezza il sistema. Ritorno a dire che però il primo problema che abbiamo sono le dosi dei vaccini che in questo momento sono insufficienti per fronteggiare la domanda che il Paese ha. Con le AstraZeneca viaggiamo a 80.000 al mese e ci siamo organizzati ovviamente per utilizzarli tutti come abbiamo fatto con grande efficacia nella prima fase. Da oggi ci si prenota per il vaccino destinato agli over 80, ci sono ancora dubbi però su dove effettuare la prenotazione, sì in farmacie e sportelli del CUP, no invece dai medici di medicina generale. Sono 108.000 le persone residenti in regione nate entro il 31 dicembre 1941 che da oggi possono prenotare la vaccinazione anticoronavirus. Fin qui tutto chiaro, ma come si fa a prenotarsi? Diverse sono le vie a disposizione. Ci si può rivolgere alle farmacie collegate al sistema informatico del Friuli Venezia Giulia, agli sportelli del Centro Unico di Prenotazione CUP della propria azienda sanitaria e infine al call center regionale chiamando lo 0434 22 35 22. Al contrario, il vaccino non potrà essere prenotato negli studi dei medici di medicina generale. Una volta ottenuto l'appuntamento, ci si dovrà presentare in uno dei 29 centri vaccinali allestiti in tutta la regione dalle 3 aziende sanitarie, a partire da lunedì 15 febbraio, quando saranno inoculate le prime dosi. Dei 108.000 over 80, 15.000 sono considerati fragili o ricevono assistenza a domicilio. Questi riceveranno il vaccino a casa dopo essere stati contattati direttamente dal personale sanitario e chi si recherà da loro avrà già ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Intervento dei carabinieri della compagnia di Udine ieri sera al Terminal Nord per un furto, bloccato un uomo di 48 anni, cittadino ucraino, che aveva rubato dal negozio Carrefour 4 bottiglie di superalcolici per 120 euro di valore, refurtiva restituita al punto vendita e l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. Ieri a Codroipo i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare per un uomo di 70 anni residente in un comune del Medio Friuli per l'esecuzione di un'ordinanza di avvicinamento ai luoghi frequentati dal proprio fratello, dalla cognata e dal nipote. È stata la donna, residente nello stesso comune dell'uomo, che ha deciso di sporgere denuncia lo scorso giugno per maltrattamenti contro i familiari e minacce e anche per disturbo del riposo, delle occupazioni delle persone, per violenza privata. Dopo le indagini dei militari dell'arma è scattata dunque la misura cautelare. Il settantenne non potrà più avvicinarsi a questi parenti.
Si è spenta ieri Antonietta Lauro, la madre di Roberto Concina, più noto con il nome d'arte Robert Miles, deceduto prematuramente nel 2017 a 47 anni. Antonietta è deceduta all'ospedale di Udine all'età di 74 anni dopo che nelle ultime settimane aveva lottato contro il coronavirus. Antonietta aveva vissuto in Svizzera assieme al marito Albino Concina per diversi anni fino al loro ritorno in Friuli, più precisamente a Fagagna, dove presto sarà intitolata a suo figlio una piazza o una via dopo la petizione che è partita in rete qualche mese fa. La prossima settimana le farmacie comunali di Pordenone attiveranno le consegne a domicilio. Il servizio sperimentale della durata di un anno costerà all'utente 5 euro. Le farmacie comunali di Pordenone sono pronte per la consegna a domicilio delle medicine. Il servizio, sperimentale per ora della durata di un anno, sarà attivato tra pochi giorni. A volerlo è stata la Giunta Comunale, che ha siglato un contratto con la Hermes Express di Fontana Fredda, la quale anticiperà il costo dei farmaci per poi riscuoterli dall'utente. Il servizio entrerà in funzione una volta formalizzato il contratto con la ditta, indicativamente la prossima settimana. È rivolto a tutte quelle persone, anziani più o meno, che abbiano necessità, che è meglio evitare che escano magari in questo periodo, e quindi un ulteriore servizio che le farmacie comunali danno al territorio e alla cittadinanza. Questo si aggiunge naturalmente a quel servizio che viene già reso dalla Protezione Civile, dai nostri volontari, per le persone che sono in quarantena o comunque non si possono in questo momento muovere dalla loro abitazione. A differenza di quella offerta dalla Protezione Civile, la consegna delle farmacie comunali non sarà gratuita. Non è un servizio gratuito, è una ditta questa accreditata, una ditta locale che già svolge questo tipo di servizio per altre farmacie comunali, ed avrà un costo che sarà a carico naturalmente dell'utente pari a 5 euro. Il servizio verrà svolto ogni giorno dal lunedì al venerdì, sarà escluso il sabato. La ditta entro le ore 12 si è impegnata a ritirare il prodotto presso le nostre farmacie e a consegnarlo in giornata all'utente. È meno grave di quanto previsto da Gotti l'infortunio per Roberto Pereira, il centrocampista dell'Udinese che era uscito alla fine del primo tempo nell'ultima gara. Nella tarda serata di ieri sono arrivate le indiscrezioni sull'esito degli esami strumentali svolti dal giocatore nel pomeriggio, che hanno rivelato che non ci sono lesioni muscolari ma una elongazione. Dunque uno stop di 2 o 3 settimane per l'argentino, che potrebbe tornare in campo per il prossimo impegno al Friuli, quello contro la Fiorentina del 28 febbraio. È tutto, tra poco vi ricordo l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per averci seguito, arrivederci.